Sera direi che siamo arrivati tutti, abbiamo ascoltato l'autorità che era in visita anticipata alla mostra, per tutti noi ci sposteremo con l'associazione del Taglio del Nasco per la visita fisica. Vi diamo il benvenuto questa sera all'inaugurazione di questa mostra, questo percorso museale che le colline colori l'arte del patrimonio UNESCO, che parte da un'idea di Angela Buso, dopo troverà la disposizione, comunque la realizzazione che vedremo insieme grazie alla curatela di Lorena Caro. Un percorso, una mostra d'arte che è stato pensato come un itinerario che con una successione di sguardi ci accompagnerà nella scoperta delle nostre colline di Corigliano Raddoppiare del patrimonio UNESCO attraverso però lo sguardo di oltre 40 artisti.
artisti che nel loro percorso artistico, comunque espositivo, sono entrati in contatto con Palazzo Sarcinelli e quindi con la città di Pomigliano, e in questa occasione ritornano qui per raccontare questo territorio di centro di conoscenza UNESCO, ma comunque del grande valore paesaggistico, storico e culturale. Io darei la parola a Breri, saluti introduttivi, per raccontarci un po' come è nata questa iniziativa, che è stata promossa da Comune di Pomigliano, ma soprattutto dall'assessorato alla cultura e dall'assessore Sardi, in collaborazione con la Chiave di Sofia. Un'iniziativa che porta comunque al centro di nuovo il piano nome di Palazzo Sarcinelli, che ha ospitato recentemente una mostra importante e adesso apre in questa fase di primaverie un altro percorso espositivo importante per il territorio. Grazie, grazie. Allora, volevo precisare che intanto saluto tutti, saluto questo bellissimo pubblico così numeroso che sta dal cuore a chi lavora per queste iniziative sicuramente. Devo dire che io sono arrivata dopo, nel senso che questa iniziativa è stata portata avanti dall'assessore Chiardico insieme ad Angela, tutto l'ufficio cultura, ma sono contentissima di averla potuta, tra virgolette, inaugurare, perché è molto vicina al cuore, nel senso che secondo me il fatto di poter rivedere, di riconoscere i segni del nostro territorio, della fatica di tutti coloro che hanno plasmato, trasformato il territorio, è una grammatica che noi tutti abbiamo al nostro interno, perché viviamo questi luoghi, li abbiamo sempre visti, però il fatto che l'UNESCO ci abbia riconosciuto è qualcosa in più, è qualcosa che ci deve portare a prendere coscienza che questi segni, che sono segni diversi dalla grammatica, come si può dire, linguistica, quindi letteraria, da altri tipi di grammatiche, sono segni che, come dire, di cui dobbiamo riappropriarci, e questo è, tra virgolette, cultura per me. Il fatto che ci sia una mappa dove noi tutti potremo andare a riconoscere queste opere, tutti questi artisti sul territorio, è un invito a riprendercelo e a riappropriarci di questo bene meraviglioso. Io ringrazio tutti e scusate l'emozione, è la prima volta che parlo come assessore e do la parola al nostro. Diceva l'assessore che parliamo di una pluralità di linguaggi, di grammatica, si diceva, ma questo progetto, questa mostra, questa esposizione ha anche un altro valore in termini di pluralità, perché non è solo promosso dal Comune di Pomigliano, dalla Chiesa di Sofia e dai partner, ma è un progetto di territorio, perché vede comunque coinvolta la Regione del Veneto, la provincia di Treviso e poi di Patrocini, ma anche oltre 14 comuni che hanno voluto dare il proprio sostegno a questa iniziativa che sono presenti, perché comunque l'obiettivo è quello di raccontare un'area vasta che proprio per questa pluralità di linguaggi, ma anche di comuni, di comunità, deve essere comunque rappresentata. Quindi cito, per non dimenticare nessuno, il comune di Cisione, il comune di Falla di Soligo, il comune di Forlina, il comune di Mignane, Pieve di Soligo, Refronzolo, Trevine Lago, San Pietro di Feretto, San Vendegnano, Susegana, Tarzio, Valdobbiadene, Pitone e Vittorio Veneto. Quindi un lavoro di territorio che vede protagonista anche la provincia con il patrocinio di questa iniziativa. Lascio la parola al consigliere collega al turismo e alla cultura di Bartolomeo per. Grazie, regista. Buongiorno a tutti. Ringrazio il regista che mi ha dato la parola. Comunque saluto calorosamente Fabio per l'amicizia che abbiamo da tanti anni. Sono orgoglioso di essere qui, lo dicevo in conferenza stampa una settimana fa, che questo connubio, no, tra la cultura e il turismo, di cui fatalità
mi pregio di rappresentare in provincia entrambe le deleghe. Qui è sintetizzato nella maniera migliore che si può dire, ossia con la cultura che esalta il territorio e quindi che mette in luce le bellezze del nostro territorio e che in nessun modo dovrebbero attirare appunto il turismo. Poi le colline e colori sono un titolo che è qualcosa di meraviglioso e l'obiettivo appunto di innestare queste opere all'interno della cornice del patrimonio UNESCO. Patrimonio UNESCO che ovviamente non solo in questi comuni ma in tutta la provincia per noi è una cosa che aspettiamo risultati veramente notevoli. Tutta la provincia con questo titolo auspica insomma, che il territorio abbia ad avere delle presenze turistiche notevoli e insomma avere questa mostra che dà un ulteriore risalto attraverso l'arte a tutto quello che è la bellezza di questo territorio è secondo me un tipo di evento veramente desiderato. Poi per me piace sempre in questo momento evidenziare che le manifestazioni come questa avvengono con l'unione di tante forze, l'unione dei comuni, dicevi, ma anche l'unione di sponsor. E in questo momento la parola unione è quello che io ogni volta che mi trovo in qualche contesto dico essere prioritaria, perché abbiamo vissuto 2 anni di divisione e adesso dobbiamo vivere una stagione, nonostante purtroppo la tristezza, la drammaticità della guerra, ma dobbiamo vivere una stagione di unione e di ritornare a sciogliere le ferite che le divisioni di questi 2 anni ci hanno purtroppo provocato. Per cui ben venga anche che l'iniziativa sia fatta in un contesto così ampio di comuni, così ampio anche di rappresentanza del territorio, per cui la mostra che è vista già in anteprima durante la conferenza stampa è qualcosa di straordinario, chi non l'ha vista sicuramente resterà colpito. Anche delle parti che mi sono state anche raccontate che sono veramente particolari, molto particolari. Quindi complimenti e in bocca al lupo per il successo di questa mostra e grazie per essere qui. Il consigliere citava 2 ambiti, la cultura e il turismo, che in territori come questi sono sempre più interconnessi e devono dialogare tra loro. Quindi la mostra che dopo vedremo insieme guarda anche questo aspetto perché è stata realizzata interamente in qualche lingua proprio per ospitare anche tutti quei visitatori che adesso nella fase primaverile sicuramente verranno a visitare il nostro territorio. Ma soprattutto questo progetto, questa mostra è realizzata anche in collaborazione con l'Associazione Colline Collegato Badogliadene, il Consorzio di tutela Collegato Badogliadene del Consiglio Superiore e tutto il circuito visito-mediano, quindi tutta la promozione turistica. Proprio la collaborazione con questi enti, con queste realtà che raccontano il territorio e che la promozione turistica e culturale di queste comunità fanno comunque il loro punto chiave di lavoro è fulcro di questo progetto. A rappresentare l'associazione Colline Badogliadene che devo parlare che proprio con l'associazione si è creata una sinergia. All'inizio della mostra proprio vedrete una stanza dedicata al racconto del territorio, ma una mostra che comunque grazie alla mappa che è inserita, grazie a una serie di trasferimenti di collegamenti nel quale mantenere questa connessione con il territorio e quindi incentivare oltre alla visita della mostra anche la visita fisica del territorio. Un saluto a tutti e un ringraziamento. Porto i saluti della Presidente Marina Montedoro, del Piero della Tasi, di tutto il Consiglio al quale partecipo con l'assessore Lugioni, Consiglio dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Consiglio di Guardiana Valdoviana. Condivido un sentimento che nasce qualche minuto fa uscendo da Palazzo Salsinelli. Perché se è vero ed è vero che questa è un'occasione per fotografia, pittura, scultura, quindi per l'arte di tornare ad essere motore della nostra città,
motore sociale, perché ci riporta alle nostre abitudini di frequentare certi luoghi, se è vero che è un motore dell'economia, è anche traino, quindi attrattiva per il turismo, e la stagione confidiamo si apre, si sta aprendo, finalmente è arrivata. Quello che condivido con voi è invece il sentimento che credo sia ciò che questo appuntamento pone come un fondamentale punto di partenza, il sentimento dell'orgoglio, l'orgoglio di appartenenza a un territorio come il nostro. L'ho sentito vedendo queste opere, vedendo l'arte, come dice il titolo, l'arte del patrimonio UNESCO, è la nostra arte del nostro patrimonio. E quando nasce questo orgoglio, credo sia il punto di partenza di questo nuovo percorso che ci aspetta, e allora lì in capo ad ognuno di noi nasce anche l'attenzione a non buttare una carta per terra, l'attenzione a dare un sorriso a chi chiede un'informazione, l'attenzione a chi ci sta attorno, che investe nel territorio mentre anche noi investiamo nel territorio, e l'attenzione a valorizzarlo. Quindi credo che l'aspetto, e mi piace condividerlo con voi, importante di questo grande appuntamento è che attraverso l'arte noi tutti come comunità torniamo a farci ambasciatori di quelle zone, quindi a raccontare le bellezze che vediamo in mostra, ma che vediamo perché sono qui attorno a noi, sono le nostre colline e il paesaggio che li compone. Per cui complimenti per la realizzazione, complimenti agli artisti, ma soprattutto complimenti perché da questo appuntamento nasce tutto un percorso che ci aspetta e che seguiremo per i prossimi anni insieme. Grazie a voi. Dicevamo all'inizio un progetto, una mostra che promossa dal Comune di Milano e dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Chiave di Sofia. Sofia è una realtà culturale del territorio, da diversi anni opera nell'ambito degli eventi, per la promozione della cultura in genere. Edna Casagrande, presidente della Chiave di Sofia, una domanda: quando parliamo di paesaggio di territorio, oltre all'aspetto prettamente paesaggistico, quindi naturale, comunque sottotendiamo tutta una serie di altri contenuti e di altri valori. Come la Chiave di Sofia si colloca in questo progetto? Intanto buonasera a tutti, saluto l'amministrazione che ha dato fiducia alla Chiave di Sofia per organizzare e promuovere questa mostra importante. Noi ci occupiamo principalmente di filosofia, mi piace pensare alla filosofia come quella disciplina che unisce un po' tutti i saperi, che siano scientifici, umanistici, l'arte, l'architettura, il paesaggio, il pensiero, il senso lato. E per questo abbiamo creduto importante esserci in questa mostra, dimostrando come il paesaggio, l'uomo, la natura, l'arte, in realtà concorrono allo stesso modo per creare quel pensiero critico che ci fa essere cittadini attivi, concreti, reali nel nostro territorio, nella nostra comunità, ma poi a livello globale in senso più ampio. Quindi pensare alle colline come unione di questi tre elementi, uomo, natura, arte e cultura, di fatto è per noi importante. E lo dimostreremo anche non solo entro le mura di Palazzo Sarcinelli con le opere esposte, ma creando anche una serie di appuntamenti che vadano oltre a quello che di fatto è la mostra. Quindi abbiamo pensato a una serie di appuntamenti importanti, oltre a una serie di visite guidate accessibili, gratuite a un pubblico visitatore ogni domenica di maggio, ogni sabato di giugno, a degli eventi serali che uniscono anche la musica, oltre che all'arte, quindi delle visite guidate notturne, a degli spettacoli, un incontro con l'autore, a passeggiate letterarie, proprio per dimostrare come tutte queste componenti siano tra loro interconnesse. E per realizzare questo abbiamo fatto leva su ciò che per noi è veramente fondamentale per una comunità, che di fatto è la rete concreta di un territorio, quindi l'unione tra amministrazione pubblica, tra enti pubblici, enti privati, quindi chi ha dato fiducia come aziende sponsor in questa mostra, ma anche le associazioni che fanno parte di questo territorio, che danno il loro supporto affinché questa mostra sia presente in questo territorio e anche in quello più ampio. Quindi volevo ringraziare anche le associazioni che di fatto ci danno una mano nel promuovere questa mostra a diverso titolo, e
quindi l'associazione con Eliane Cima, Corte delle Rose, in Azione, la libreria tra le righe, Intarte che ci ha dato supporto per le visite guidate e anche per l'allestimento, quindi queste reti che sono il cuore davvero vitale di questo territorio e di tutti i territori. Quindi un grande sincero all'amministrazione che ha dato ovviamente fiducia a noi, ha assessorato alla cultura, ma anche a tutti gli enti che sono stati coinvolti in questa mostra. Devo dire che veramente il risultato straordinario, sono davvero veramente felice in qualità di Presidente della Chiesa Sofia. Quindi grazie di nuovo e grazie agli artisti che hanno prestato l'orgoglioso sapere la loro arte per questo territorio. Il filo rosso che ci sta accompagnando su questa presentazione è un po' tutte queste componenti, tutte queste realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Citiamo prima di chiudere un po' la nostra presentazione, la trasferirci a palazzo, con anche la parte che una parte fondamentale che ha supportato la realizzazione di questo evento, di questa manifestazione, ovvero le aziende che il loro contributo e il loro supporto hanno sostenuto l'iniziativa. Le cito a Scoppiave, Banca Creare di San Biagio, il centro commerciale Conè, con cui attiveremo anche una mostra parallela visitabile da fine mese, inizi di maggio, quindi un altro piccolo spazio positivo per vedere questo progetto anche più diffuso. Onoranze Comune di Romano, l'Agenzia Generale di Conegliano, con Fabricoltura Treviso e Pratiche Senatis che ci ha supportato nella stato del materiale. Sindaco Chiesi, parliamo comunque di un progetto ampio, abbiamo scoperto tutte queste componenti che comunque hanno contribuito alla realizzazione, ma anche l'intenzione dell'amministrazione di rendere questa mostra estremamente accessibile, quindi invece completamente capito, proprio perché il racconto del territorio deve appartenere alla comunità e deve essere fruibile a tutti. Grazie Luca, buongiorno a tutti, buongiorno, è la nostra sala consigliare del Comune di Conegliano, ringraziamento agli ospiti, ringraziamento alla provincia che è sempre al nostro fianco, alla regione, la Chiesa di Sofia, per il grande lavoro che è stato fatto, a tutti coloro che hanno collaborato, all'Ufficio Cultura, un saluto al nuovo assessore alla cultura, però un saluto anche a Chiara Piccoli, che in questi mesi ha lavorato per riuscire oggi ad inaugurare una mostra che noi abbiamo fatto perché è una mostra che porta con sé il lavoro di 40 artisti, molti dei quali sono qui presenti, vale fare un grande applauso perché è una mostra veramente artisti che hanno potuto esporre nella Galleria 900, che qualcuno pensa che sia un dato un po' minore, no? Di Palazzo Sassinelli, devo dire che in questi anni è stato davvero un po' impulsante della cultura, perché avere la possibilità di permettere agli artisti del nostro territorio, non solo di poter esporre in Galleria 900, ha fatto in modo che molti di questi artisti diventassero, Lorena me lo insegna, punti di riferimento del territorio. No? Alcuni che noi consideriamo artisti minori, per un termine assurdo. Un artista è un artista. Io ho visto bellissime opere, ho visto bellissime fotografie. Come ha detto prima Federico, noi siamo orgogliosi di questo territorio. Siamo orgogliosi di un territorio che è diventato un territorio patrimonio dell'umanità, ma lo è già per noi. È un patrimonio che abbiamo nel cuore, che abbiamo nell'animo. Quando vediamo questi territori ci si illuminano gli occhi. Sono i nostri territori, i territori dei nostri padri, dei nostri nonni, dove voi sapete benissimo che la motivazione per cui il 7 luglio 2019 siamo diventati patrimonio dell'umanità non è solo la bellezza del nostro territorio, è un territorio modellato e cenellato dal lavoro dell'uomo. C'è gente che si è spaccata la schiena sulle nostre colline, le fate diventare quello che sono, senza pensare che un giorno saremo diventati patrimonio dell'umanità, ma per l'unica motivazione di mantenere le proprie famiglie e di rendere questo territorio un territorio meraviglioso, che fosse fruibile ai propri figli, che fosse fruibile ai propri nipoti, di cui noi potessimo essere orgogliosi. Oggi noi stiamo cercando di fare questo, preservare questo territorio, farlo conoscere al mondo e fargli capire che non siamo solo piedi, ma siamo un territorio altamente ospitale. E su questo devo dire che si sta facendo un grande lavoro. Si sta facendo un grande lavoro dal punto di vista ricettivo. C'è ancora molto da fare, però vedo che la mentalità cambia. C'è un grande lavoro di tutela del territorio che è stato fatto insieme a tutti i comuni. C'è un lavoro di territorio. Anni fa sarebbe stato impossibile mettere siamo noi 15 comuni che facevo la provincia, la regione, non un processo condiviso. Oggi questo diventa la normalità, perché siamo riusciti a far capire, e siamo riusciti a capire, che l'unico modo per creare valore aggiunto sul territorio è lavorare tutti insieme, mettere le nostre competenze a disposizione e moltiplicare il valore che ognuno di noi può dare.
Questo è fondamentale, perché se vogliamo che Conegliano torni ad essere il punto di riferimento culturale del territorio, e questa è la sfida ambiziosa riguardo agli assessori, ai consiglieri, ma anche tutti i partner che abbiamo vicino. Dobbiamo farlo mettendoci una serie di impegno, ricordate che questa è una città d'arte e del vino. In questo ordine qua, d'arte e del vino. Abbiamo luoghi meravigliosi. Abbiamo fatto un percorso importante con Fondazione Casamarca per poter tornare a rendere fruibile il convento di San Francesco. Tra una settimana tornerà in piena proprietà del comune. Insieme a Casamarca faremo un percorso di valorizzazione del territorio, quello diventerà il punto di riferimento culturale e literale perché vogliamo che diamo praticamente questo. Un altro saluto, e lo faccio in maniera calorosa, alle forze dell'ordine. Un applauso lo farei perché veramente sono sempre polizia, per il Guardia di Finanza, il nostro comando di polizia locale, e vi ringrazio. E quello che fate sul territorio è importante. E invito tutti a fare una cosa, perché a noi piace essere protetti dalle forze dell'ordine, no? Ma c'è qualcuno che piace anche sempre usare il telefonino per denigrare le forze dell'ordine. Dobbiamo scegliere da che parte stare. Non possiamo chiedere di essere protetti quando vogliamo essere protetti e d'altra parte fare di tutto per denigrare le forze dell'ordine e si usano un po' di forza con gente che sicuramente non gli si è presentata davanti con la in mano. Io dico questo, signori, bisogna scegliere. Stiamo dalla parte delle forze dell'ordine o stiamo dalla parte delle forze dell'ordine quando ci conviene. Perché io penso che noi non abbiamo paura delle divise. Quando vediamo le forze dell'ordine siamo contenti che siano presenti sul territorio, siamo al loro fianco e come faremo la prossima settimana in un briefing comune cercheremo di risolvere i problemi di una società che purtroppo ha dei problemi e non dà alle forze dell'ordine purtroppo gli strumenti per risolvere questi problemi. Per cui noi siamo al vostro fianco, vi ringraziamo del lavoro che fate quotidianamente, spero che la speriate per questo ringraziamento mio, dell'amministrazione comunale, della comunità tutta, a chi lavora insieme a voi, perché apprezziamo veramente tutto ciò che fate. Tornando per chiudere, ancora un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Ripeto, Conegliano si è assunto la responsabilità e si assumerà di prendersi il proprio ruolo all'interno di quello che è il dato messo. Grazie al Presidente Monteloro per il lavoro che stanno facendo. Sicuramente l'aspetto culturale per noi è fondamentale. Stiamo parlando molto su questo, maggioranza del Consiglio Comunale su questo. Sono convinti che questo sia la strada giusta da fare. La mostra della Palazzo Zanzinelli non è altro del primo tassello, come si chiama, prima di un percorso importante che deve vedere protagonista Conegliano, tutti i comuni limitrofi assieme e tutti voi che siete oggi, che date soddisfazione agli acquisti. Perché poi vedere tanta gente che in sala consigliare per un evento culturale è raro, ma è la dimostrazione plastica che le cose stanno cambiando, che sta crescendo una coscienza collettiva che ci permette di lavorare in questa direzione, facendo tornare il nostro territorio un territorio di vocazione culturale, perché non può nascere nulla in un territorio se non si parte dalla cultura, perché la cultura poi diventa cultura economica, diventa cultura territoriale di turismo, di servizi, ma anche e soprattutto di una vitalità che ci permetterà di accogliere chi viene dall'estero, facendogli capire che per noi le diversità non sono un problema, ma sono un arricchimento personale forte di quelle che sono le nostre tradizioni e le nostre culture. Buona giornata, buona mostra e buona giornata a tutti. Dopo questi saluti, comunque questi discorsi che hanno raccontato e raccontano un po' quello che sottintende questo progetto espositivo, ci addentriamo brevemente su quella che è la mostra, quello che è stato il lavoro anche di cartella di tutto il percorso proprio di questo un lavoro che è frutto di tante persone, un lavoro comunque impegnativo perché questa pluralità di sguardi sul paesaggio da una parte sì la ricchezza del progetto ma anche comunque ha portato un certo impegno per riuscire a realizzare il percorso. Prima di lasciarti la parola, comunque un lavoro di allestimento di cartella che ha coinvolto molte persone, da associazioni che dicevamo, da personale del comune, ho anche detto che c'è stata una mano importante perché comunque questo lavoro collettivo si percepisce in ogni fase di questo evento, di questa manifestazione. Cosa ci aspettano dalla Palazzo Sarcinelli? Allora, buonasera a tutti, grazie davvero di essere così numerosi, grazie di cuore.
Allora, oggi è una giornata speciale, è la giornata della terra, il 22 aprile è la giornata dedicata alla terra, non l'abbiamo fatto apposta, però è la giornata della terra. Poi ha piovuto, erano tutti un po' così, come dire, incupiti del fatto che piovesse, invece noi siamo felici perché con questa pioggia le colline sono di nuovo brillanti, brillantissime. Percorrendo la strada da Vittorio Conegliano era uno splendore e quindi è una giornata eccezionale perché piove, perché ha piovuto, perché quindi il terreno ha bisogno di bere, è la giornata della terra e noi oggi celebriamo un paesaggio che è un paesaggio unico. Allora, ci sono due elementi, secondo me, che stanno alla base di questa mostra fondamentale ed è già stato ricordato. Intanto l'unione di tutti questi stati comunali, di tutti questi paesi, una sinergia, tanti luoghi diversi accomunati da uno stesso territorio, da una condivisione. Allora, già questa è una forza. Lavorare insieme, unire, è un principio fondamentale. E poi c'è un altro aspetto, il particolare che noi abbiamo scelto anche in catalogo e diciamo i manifesti, il materiale pubblicitario, cioè questo particolare che è un particolare di un quadro del cinema che si trova a Washington, è la Sant'Elena, la mamma di Costantino, quindi Sant'Elena raffigurata dal nostro cinema da Conegliano. È un quadro meraviglioso. Perché abbiamo scelto questo particolare, questo dettaglio? Perché è un particolare che guarda alle colline di Conegliano, che guarda la città turbide di Conegliano, e poi in primo piano l'albero di Rovere, è un rovere. Qui si fa il paragone, il legame, questo lo sapeva benissimo Cima da Conegliano, con la croce, con il legno della croce di Cristo, come ci ricorda la leggenda aurea. Però è uno spaccato, questo particolare, proprio su un paesaggio. Allora, Cima da Conegliano si distingue perché nell'ambito della pittura e della storia dell'arte, perché ha rappresentato un paesaggio vero. Guardate che la raffigurazione del paesaggio nella storia dell'arte è una cosa recente, cioè una cosa del 400 che non si vedeva. Perché? Perché il paesaggio era sempre una sorta di sfondo anonimo, senza vita, quasi senza cuore, come dire un ornamento. In Cima da Conegliano invece, accanto anche a Giorgione e a Castelfranco, che sono i nostri conterranei, e quindi pensate alla provincia di Treviso, ma soprattutto Cima, ci regala un paesaggio vero, un paesaggio di atmosfera, dove circola l'aria, dove si vedono anche le case comuni, le case dei contadini. In questi quadri del 400-500 Veneti. Il paesaggio veneto è già una terra di lavoro, dove ci sono i casolari, le fattorie, è una terra viva. La pittura toscana non ha questo primo rinascimento, questa idea di paesaggio. Un paesaggio che è fragante di profumi, di aria, di colori, è frizzante. E questo paesaggio continua a essere il paesaggio che noi oggi attraversiamo e che noi oggi viviamo. È un orgoglio visitare i musei del mondo, dall'America a tanti altri diciamo, paesi e continenti, e vedere le nostre montagne raccontate dal cinema conegliano. Il potere dell'arte è davvero incredibile. Noi siamo destinati a passare, ma l'arte resta. E come si può eternizzare, come si può dare fama, come si può dare ricordo imperituro di un luogo soprattutto il paesaggio. Guardate che il paesaggio è la nostra storia, perché la storia è raccontata, gli storici raccontano il tempo la storia, ma il paesaggio contiene tutti i segni, tutte le trasformazioni, tutte le stigmate e ci racconta, ci trasferisce un'eredità, ci trasferisce davvero un passato. Noi siamo custodi e testimoni di questa eredità. Allora, ci si chiede, quanto Cima ha fatto per questo nostro territorio, al punto tale che tutti lo vedono, lo riconoscono. Noi dobbiamo essere in grado di fare altrettanto, conservare, proteggere, ma soprattutto far conoscere. Allora, pensate nell'arte quanti paesaggi sono stati immortalati. La Normandia di Monet, provate a pensare, tutti Monet trascorreva il trascorso l'infanzia, il trascorso l'adolescenza,
nei luoghi della Normandia meravigliosi, luoghi che appartengono veramente al nostro immaginario artistico, ma c'è anche la Provenza di Cézanne, la montagna di San Vittorio, quante postazioni la raffigurata. E noi cosa abbiamo diritto? Perché noi non possiamo raccontare questo nostro paesaggio, che non a caso è patrimonio dell'umanità, attraverso tante postazioni. Ed è quello che hanno fatto gli artisti. Che cosa hanno fatto i nostri artisti? Hanno scelto appunto un luogo, chi ha scelto Rodde, chi ha scelto Cisone, chi ha scelto Valle Biardene, chi ha scelto Conegliano, forse più è Conegliano, insomma è già comune, e hanno dato la loro personale interpretazione. Guardate, vedrete in mostra stili diversi, perché diversi sono gli artisti, diversi sono le loro provenienze, le loro età, le loro poeti, i loro diversi. Ma proprio da questa diversità nasce questa visione stimolante, perché non è una visione, diciamo, ripetitiva, ma è proprio singolare, unica, originalissima. C'è chi l'ha interpretato anche utilizzando bianco e nero, perché no? Anche utilizzando l'incisione, la grafica, la calligrafia, che sono voci fondamentali della nostra arte. C'è chi ha scelto la ceramica, perché abbiamo in mostra anche i piccoli ceramisti di Scovivo, una scuola importantissima, che dagli anni 50, dagli insegnamenti del maestro Marconi, fa capire che il lavoro delle mani è coscienza, è importanza, che le mani insegnano, le mani sono intelligenti, le mani lavorano. E cosa lavorano queste mani? A terra, addirittura in mostra c'è un grappolo blu appeso, osservatelo bene, molto semplice nella ideazione, ma sono tanti cerchi fatti con terre diverse del nostro territorio. Benissimo, c'è la terra di Verona, c'è la terra di Udine, c'è la terra di Taranto, tutti uniti in questa composizione, ma poi abbiamo dalle superfici bidimensionali, dalle tele, alle superfici accettanti, dalle superfici, diciamo, in tridimensione. Abbiamo un mosaico che sembra proprio interpretare il terreno, le curve, le isoipse di questo territorio, un territorio che da un punto di vista geomorfologico ha delle eccezionalità, i ciglioni, queste poi dorsali, in mostra vedete anche un video promosso dall'Associazione UNESCO che ci racconta proprio visivamente di questo lavoro, di questi ciglioni, di queste dorsali. Abbiamo in mostra i fotografi per eccellenza dell'UNESCO, Galiffi e Francesco Galiffi e Arcangelo Pinale. Fotografi che scolpiscono con la luce, con angolazioni diverse, le colline, i panorami, diciamo, mozzafiato, con queste aperture davvero a volticello, perché quanto la fotografia rende, la fotografia è fondamentale perché ci fa scoprire quello che noi non riusciamo a vedere. La fotografia è nata proprio per, diciamo, anche dare questa capacità in più all'occhio di vedere, di osservare, di fagocitare. E quanta luce, quanta bellezza in questa fotografia. Quindi mosaici, fotografie, tele, ma abbiamo anche opere pittoriche che esulano, se vogliamo, dalla, ripeto, bidimensionalità classica. Abbiamo voluto anche dare presenza e corpo agli artisti che sono scomparsi, che non ci sono più. Artisti, come è stato detto, sempre legati alla Galleria Novecento. La Galleria Novecento è il sottotetto di Palazzo Sarcinelli, però da quando è stata aperta nel 2014 con una mostra dedicata a Bruno Donadel, scomparso nel 2018, e Bruno Donadel è una delle voci davvero più forti, il cantore di questa nostra terra UNESCO. Dicevo, abbiamo voluto anche omaggiare e avere con noi gli artisti scomparsi, perché in tempi non sospetti, forse lontani, quando ancora non si pensava di patrimonio UNESCO, questi artisti hanno avuto la lungimiranza, la capacità e l'intelligenza di capire tutta la bellezza e tutta la profondità di questi luoghi e li hanno interpretati e noi li abbiamo voluti. Donadel, dicevo, ma pensiamo soltanto a Gina Roma, tutto il suo amore per le linee, per il sole delle linee. Gina Roma che interpreta la pittura come sensazione, artista scomparsa nel 2005, però di una forza, di una grandezza, altra ambasciatrice del merito dell'arte italiana, scomparsa nel 2005 a Orezzo.
Abbiamo avuto poi Antonio Bernardi, direttore di banca, che diciamo direttore di banca di giorno, quasi che di notte, non solo di notte, pittore che ha amato profondamente tanto e ne ha rappresentato addirittura come una sorta di età mitica dell'oro, con una precisione e un'indicazione davvero certosina. Poi ancora Gigi Candiani, morto nel 63, il panettiere artista che abbandonava il lavoro quindi al forno, partiva e andava a dipingere in plein air, osservando la luce rosa proprio dell'alba, la luce del tramonto, e quindi anche Candiani presente. E poi abbiamo voluto anche in mostra Mattiuzzi, coneglianese, testo Mattiuzzi, pittore di figura, ma che ci ha lasciato anche delle immagini straordinarie del paesaggio, un'immagine veramente molto bella della Madonna della Neve, che potrete vedere. Quindi, e per finire anche Bosco Lonata, Domenico Bosco Lonata, insieme al figlio Salvino, che è qui presente. Domenico Bosco Lonata, che tra l'altro ricorda una bellissima mostra accademica a Parisi, che continua attualmente, e anche in due sedi a Montano Veneto a Maledoniano. Quindi artisti scomparsi, artisti presenti, tutti legati, diciamo, da questa fascinazione, da questa attrazione nei confronti di una vista di un paesaggio che hanno reso attraverso una loro sensibilità, attraverso una loro intelligenza delle forme, che si tratti di figurativo, che si tratti di astratto, che si tratti di informale, che si tratti di espressione, che si tratti, diciamo, di forme così accettanti, quasi scultoree, il risultato non cambia. È una varietà di stili che corrisponde all'infinita varietà di questo paesaggio, che non è soltanto il niente. Ricordiamo che sono boschi, sono paesaggi, diciamo, aperti a tante anche essenze. E il nostro compito, come ci suggerisce una mostra, è un'opera di un artista del gruppo dei piccoli ceramisti, queste colline noi le dobbiamo proteggere. Osservate quelle mani fatte proprio di terra, quelle mani che stringono quelle colline. E osservate anche sempre dei ceramisti quella interpretazione delle colline come se fossero guerrieri, come se fossero personaggi, come se fossero un'antropomorfizzazione delle colline che li guardano. Sono tutti inviti, è tutto un mondo, perché noi possiamo farci testimoni di questo paesaggio che deve a maggior ragione parlare al mondo intero delle infinite potenzialità, delle infinite bellezze, perché è un paesaggio di dimore storiche, di arte, di abbazie, di palazzi. Noi abbiamo tutto perché questo diventi davvero un luogo unico e all'arte questa funzione, cioè proprio rendere immortale un paesaggio davvero straordinario. E ultimo, ci piacerebbe che questa mostra potesse diventare itinerante, magari anche aggiungere, magari anche, come dire, vedere qualche altra opera, diventare itinerante proprio per portare altrove questa bellezza. Grazie. Dopo questa presentazione direi che è il caso che ci spostiamo verso il Palazzo Sarcinelli, perché la voglia di vedere la mostra è tanta. E ci accoglierà il padrone, comunque un bellissimo benvenuto offerto dal consorzio di tutela, e dopo visitare insieme la mostra.